il ginecologo è contento? Lo sai come vuole il capo, no? Almeno un primo piano estremo per ogni servizio. Stampalo. Ma dai, su, non fare quella faccia. Al giornale va benissimo così. Tranquillo. Ciao. 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 Ciao, Nina. Sei stanca? Al solito. E tu? Pochino. Quello nuovo non si rizzava mai. Il regista ha insistito che lo facessi proprio con lui. Vieni in piscina. No, non posso. Devo ancora finire l'inserto degli annunci. Ci vediamo a casa. Zore, già, mi raccomando, poca televisione. Vedi che è stanco. Allora lo faccio vedere cassetta di Nina. Andiamo a ubriacarci, va? Ciao, bellissime. Vi abbiamo visto ballare. Bravi. Carina, eh? Che fate dopo di qui? Senti, Andiamo da Baroni. Sentite, perché intanto non venite di là con noi? sono due coglioni? Sì. Ti è piaciuta la musica? Quale, quel casino? Ma chi se ne frega della musica? No, grazie. Allora, questo Baroni? Vi hanno sorpreso con le mani dentro la marmellata? Qui tutti i barattoli sono aperti. Alla pesca, alla fragola, alla ciliegia, ai frutti di bosco. Infilate pure le vostre dita nel gusto. E girate in questo girone. Finalmente, non te fai mai vedere. T'abbiamo portato due amichetti. Certo, avete fatto bene. Ordinate pure quello che volete, offrire a casa. Grazie. Proverarvi. Il piacere è come la marmellata. Amalgama, appiccica. Scusa, ma questo È un locale per scambisti. Se volete vi porto a fare un giro dopo. Allora, non mi hai detto più niente della mia proposta. Tu sai come si fanno i soldi, non c'è dubbio. Ma io non voglio diventare come tua moglie.
Perché? Che gli manca, Eva? Non ho bisogno di un manager. Io non voglio che ci sia uno che mi dice che cosa devo o non devo fare, col quale magari devo anche scopare. Io faccio questo lavoro perché mi va, perché non voglia. In questo mestiere tutti hanno bisogno di qualcuno. Io e te insieme possiamo andare molto lontano. Ma io non voglio arrivare da nessuna parte. Io lo faccio come mi va, quando ne ho voglia. Che cosa preferisci, bella? Le donne, amore. Volete provare anche voi? Allora vi presento un'amica. Carina sei. Anche tu. I valori sono lievemente alterati, sai. Fatti anche questi esami, insomma, tanto per sicurezza, eh. Allora. Vabbè. E tuo padre? È sempre a Sarajevo? Quelli della cooperazione l'hanno spostato a Mostar. Adesso si occupa di un progetto per i bambini Down. E quello è un grand'uomo. È sempre stato il migliore fin dai tempi dell'università. E papà? Tu sei ancora innamorata di lui, no? E dov'è? In Bosnia ad occuparsi di estranei. E ti lascia qua da sola con questa casa che cade a pezzi. Certo, Catellani dice che è un grand'uomo. È un grand'uomo. Per gli uomini contano solo due cose: la dimensione dei loro ideali e quella del loro uccello. Ho perso un'unghia, te l'ho appiccicata da qualche parte? Vuole il latte col cioccolato. La nonna dice che prega sempre per te. In serio, Nina, quanto pensi di andare avanti? Senta, non è che ci siamo già visti da qualche parte io e lei? Perché mi sembra una faccia conosciuta. Forse in una cassetta. Io faccio film porno. Sì, è vero, non è solo per i soldi. Mi piace. E non è neanche tanto una questione di sesso. Mi piace anche quello, ma è un'altra cosa. È che io so che quando gli uomini mi guardano, hanno paura di me. Ma mi desiderano. Sono io che li possiedo. È una questione di potere. Ma tu hai idea di che cosa sto parlando, mamma? Ho paura di sì. Cristiano, ma che cosa è? Tu credi di essere la padrona del mondo, eh? Credi che basti questa? Io cercavo solo di aiutarti. Ti ringrazio, ma preferisco cavarmela da sola.
Nina, questo è il mio lavoro. Farà schifo, ma è il mio lavoro. Lo faccio da 5 anni e cerco anche di farlo bene. Non viene a letto? Qualche cosa che potrebbe associarsi a patologie di vario genere. Hai detto anche un tumore prima? Anche un tumore, sì. Abbiamo bisogno di una biopsia per confermarlo. Piccolo taglio. Ti tolgono una ghiandola e così abbiamo la certezza assoluta della situazione. Non devi neanche ricoverarti. Ti prenoto io, d'accordo? E che cazzo, ci muoviamo? Si rilassi, non sentirà niente. Solo un po' di bruciore dopo l'anestesia. Max, ti devo parlare. Che cosa c'è? Io devo stare ferma per una settimana. Una settimana? Ma se noi mercoledì dobbiamo girare? Io non posso. Non posso? Non esiste non posso in questo fottutissimo lavoro di merda. Guarda che ti faccio pagare la penale. Max, ma che penale? Se lavoriamo tutti in nero. Lo sai qual è il tuo problema? È che tu pensi troppo per una che deve solo farsi fottere. Porca puttana! Continuate! Andate avanti! E tu stronzo con sta cazzo di camera! Andate a fanculo, andate! No. No, comunque sia io non mi faccio operare. Io non mi faccio tagliare, punto e basta. E fanculo il cancro. Tu hai un linfoma. Non si opera. Si cura con radio, con chemioterapia. E si guarisce? Sui grandi numeri i risultati sono stati incoraggianti. Sui grandi numeri. Cristiana? Ah no, Zorza, sei tu. Nina, non c'è Cristiana? No, ci sono io al parco, non ce n'è lei né Martina. Va bene, non importa, grazie. Ciao.
Senti, mi dispiace per l'altro giorno, però... Che c'è, Nina? Sei strana. Forse è meglio che io vada a vivere da sola per un po'. E che cosa è successo? Hai trovato qualcun altro? No, non è questo. Ciao, Nina! Ciao. Stefania. Aria. Vai fuori dai coglioni! Fammi un favore. Visto che vuoi stare da sola, vai a casa, fai le valigie e sparisci. Cristiana, non e è... esci pure tutto il tempo che vuoi. Tanto stanotte io non dormo a casa. Mamma, vengo a dormire da te questa notte. Ti devo parlare di una cosa. Sì, ciao. Puoi stare qui quanto vuoi. Grazie. Preferisco andare da Enrico, non c'è in Spagna, la casa è libera. E voglio tenere Cristiana fuori da questa storia. Ho talmente tanti problemi col bambino. E poi me la voglio cavare da sola. Nina, non puoi fare sempre tutto di testa tua. Guarda. E quello? Niente, mi sono tagliata il rasoio. Mi fai bella come nel tuo ultimo film. Nessuno mi ha mai fatto bella come te. Signorina, scusi, fa molto male? Brucia. Dopo viene da vomitare. No, ma non a tutti. Comunque è la seconda volta che lo faccio. Mi scusi, eh? Ma diamoci del tu, mi chiamo Nina. Flavio. No, meglio. Sì. Ermacora, presente. E io. Dai, tocca a te. Qua? Sì, qua. Giù la giacca? Sì. Prima volta? Sì. C'è sempre una prima volta. No, ma stai tranquillo. Bel tatuaggio. Piace? E lo puoi avere con il lavoro che fai? Ma certo, sono mica un poliziotto. Ah, ecco. Torno dopo. Ciao. Diagnosi? T1. Però mi danno il 70% di guarigione. Bel culo. Auguri. È da molto che lavora nella cooperazione.
Sono 6 anni che mi sono offerto volontario e sono un vigile urbano di Anzio. E lei di che cosa si occupa in Italia? Faccio film porno. Ah! Io vado avanti, qualsiasi cosa servisse. Catellani mi ha detto tutto. Ti sta curando bene. Per adesso non c'è altro da fare. Forse potresti smettere di lavorare per un po'. Lo sai che i soldi non sono un problema. Ma i soldi sono un problema. E lo sono da quando te ne sei andato. E poi a me fare film mi serve. Hai sempre fatto quello che hai voluto. Anche tu. È da molto che non vedi la mamma? Non mi ricordo. 6 mesi. Come sta? Sta bene. Lei si preoccupa dei suoi fiori. E tu hai mai nostalgia di casa? C'è l'asilo. Ho un lavoro da fare. E poi ho finito per appartenere a questo posto qui, perché non ne ho più uno mio. Mi fai fare un tiro? Comunque, guarda, hai provato scientificamente. L'erba ha un effetto terapeutico. Chiedilo a qualsiasi dottore. Ma tu mica sei malato. Che c'entra? Tu pensi che a stare in oncologia tutti i giorni uno non rischia di ammalarsi qui? Nina! Ma che è successo? Sai l'ultima chemio che abbiamo fatto? Beh, complicazioni. Una partita variata. Nina, scusa, ma come fai a scherzare su una cosa così? Io ho paura. Perché io no? Ho anche una diagnosi peggiore della tua. E a maggior ragione. Che fai? Ci ridi sopra? Perché cambia qualche cosa se ci piango tutto il giorno? Ho paura. Sai, qui prima che lo buttassero giù a cannonate, c'era un ponte, vecchio di secoli, che univa le due parti della città. E i ragazzi di Mostra facevano a gara per tuffarsi nella Neretva dal punto più alto. Emir era il più bravo di tutti. Poi è arrivata la guerra e come tutti i suoi coetanei Emir ha combattuto. Ma non fargli domande su questo, non fare domande a nessuno qui. Quando poi hanno ricostruito il ponte, Emir, un'alba che non dormiva, si è alzato, l'ha raggiunto, ha scavalcato la spalletta ed è rimasto lì, in equilibrio, a guardare il fiume di sotto. Da quel giorno non si è buttato più. Sai cosa dicono da queste parti, Nina? La paura ti mangia l'anima. Gente che muore io ne vedo tutti i giorni. Gente che prima non ci pensava, te credo, pensava al mutuo, pensava a portare i bambini a lezioni di piano. Poi quando si ritrovano la malattia in faccia, diventano dei bambini. Ma come? Nessuno me l'ha detto che si poteva anche morire, te credo. E dai.
vestito? Elegante. Ça va être drôle, tu sais. Nina, ti piace la musica? No, perché io suono e canto in un gruppo. Beh, è un genere un po' particolare. Usiamo catene, sì, anche, non so, pezzi di biciclette e ci esibiamo quasi sempre dentro fabbriche abbandonate. L'altro giorno, ad esempio, ero in corsia, stavo facendo 2 chemio. Un'infermiera arriva... E comunque io ascolto Grignani, va bene? Si vede. Maman va rentrer. Tu che lavoro fai, Nina? Lavoro in porno. In che senso? Beh, lavori in un sexy shop, giusto? No, faccio l'attrice, sono un'attrice arte. Andiamo al mare? Sì. Non vuoi venire? C'ho la macchina aperta. Allora? Ma dove vai? Ma di l'acqua, no? Dario, hai mangiato? Ma chi se ne È fotte? fredda! Ma chi se ne frega? Che fai? Oh! È vero? Tutto quello che hai detto sul porno. Lo sai che cos'è che mi piace di te? Mi fai ridere. Mi fai ridere. Ma così? Mi piacciono i preliminari. Ciao Nina. Ho parlato con tua madre stamattina. È tutto il giorno che ti sto cercando. Cristo, Nina, ascoltami, non voglio niente. Lo so che me la sono cercata. Cosa vuoi dimostrare così? Pensi di guarire? Lei è Cristiana. Salve. Passaci a trovare. Martino chiede sempre di te. Martino. È mio figlio.
Luca non sarà contento. Taglia. Quiet, please, È buono, eh? Sì, tu riesci a mangiare questa roba? E perché? No, Proprio di vita. no, grazie. Lo sai, c'ho sempre la nausea. Secondo me è la chemioterapia. Ti piacerebbe se ti cucinassi qualcosa io? Mi stai invitando a casa tua? No, ma mica... Cioè, domani a mezzogiorno. Ti piace? L'hai cucinato tu? Certo. No, Nina, dai, l'ho comprato. Qui nel quartiere ormai è più facile trovare cibo esotico che una carbonara. Che poi non piace tanto neanche a me. Oh, ci ho provato. Ma tu ci campi con la musica? No, facciamo tutti un altro lavoro. Io, ad esempio, insegno in una scuola media. Vabbè, adesso sto in malattia. Non mi potrei permettere neanche questa casa se non me l'avesse lasciata mio padre. Bella tappezzeria. Io non posso smettere. Nel nostro settore la malattia non è contemplata. È tanto che lo fai? 2 o 3 anni. Non si guadagna bene. Ti fa schifo? No, schifo no, perché? Cioè, non capisco, però... Io non capisco come si possa lavorare tutti i giorni e fare tutti i giorni le stesse cazzate. Ma che c'entra, scusa Nina, c'è lavoro e lavoro. Ad esempio, a me insegnare ai ragazzi piace. Mia mamma mi racconta sempre una storia. Dice che quando ero piccola andavamo al mare. Io andavo a fare il bagno. Quando uscivo dall'acqua tutta bagnata, andavo sotto l'ombrellone e lì mi toglievo il costumino bagnato. E poi tutta nuda attraversavo la spiaggia con tutte le persone che mi guardavano. Andavo in cabina e in cabina mi mettevo il costumino pulito. È finita la storia. Sì. Senti, ma... la tua amica Cristiana? Che cosa vuoi sapere? No, non è che voglio sapere. Tu ce l'hai la fidanzata? No. No, mi ha lasciato quando ha saputo che stavo male. Diceva che non avrebbe retto. Le sfighe non vengono mai sole. Beh, magari questa volta non è stata proprio una sfiga.
Dario, Oh, Dario. che è? Che è? No, niente. No, no. Mi spaventi? No, calmo, no, sto bene. Senti, ti devo chiedere un'altra cosa. Tu con Nina, ma che ridi? Vuoi sapere se ci sono stato ancora? Sì. No. Vabbè, scusa, allora la notte alla spiaggia? Flavio, è successo. Ti sei innamorato di Nina? Sta attento. Brucia. Brucia. Aspetta. Brucia sta cazzo di flebo! Ti sistemo. Fanculo, Dario, sta attento. Pazienza, Nina. È la penultima seduta. Tu niente oggi? No, avevo le analisi del sangue. Torno tra poco. Vai via! Everything's gonna be right. Everything's gonna work out again. A lot of stupid things as my electric train, my dick, my brain. Mommy's coming back. She will fix my gun. It will be fun enough. Then she will teach me to hit the right target. That is the secret. Si sa il segreto, tutto qui. Mommy's coming back. Martedì faccio le analisi. Non ti preoccupare, vedrai che andrà tutto bene. Si vede, no? Che stai molto meglio. Non dire cazzate, sto malissimo. Ancora poco prendo una controfigura. Senti, ma perché una di queste sere non usciamo con i tuoi nuovi amici? Non sai, Gerona? Ma ti chi del biondino? Ma figura. Ti piace il biondino? A me. Sono campione di wrestling. Vengo dal Bronx. Sfidami e mi giuro la tua forza. Vai, cazzo! Tirala! Tira fuori la moneta dello spacco. Ho finito. Non tornano. No. Vabbè, è una storia loro, no? Ma non sei gelosa? No, non più. E tu? Che senso? Ma di Nina, sei gelosa? No.
Poi a me mi lasciano sempre le ragazze. Anche a me. Ma va? Beh. Un po' umido. Vuoi il maglione? No, ma no. Dai, tieni. Grazie. Prego. Può rivestirsi, grazie. Gli esiti puoi ritirarli mercoledì. Che sorpresa. Scopami. Scopami. Hai sempre voluto farlo, no? Fallo. Scopami. E fammi male. Flavio, Nina. Flavio, ho ricevuto le analisi, è andata bene, bene. Sì, vengo da te allora. Ora, sì, ciao. Piano. Allora, facciamo festa? Vado a prendere un bicchiere per la birra, così brindiamo. Li ho ritirati stamattina. Ci sono già le metastasi al fegato. Non c'è niente da fare. Vai, Flavio.
Dove tieni le cose da mangiare? Mi sa che è un po' bruciata. Io non sono mai stata un granché in cucina. È più facile fare i porno. Se la cosa ti può far piacere, io sono qua per me, non per te. Scusa. Oh, io. Cazzo, ma avete messo pure la medaglia. È l'antidolorifico. L'ho rubato in reparto. Che ha detto il dottore? Dai, quanto mi resta? Quanto ti resta? Poco. Dopo l'antidolorifico ancora una flebo. Continua a fare lo scemo, tanto la pelle è mia. Sì. Scemo. Faccio lo scemo. Faccio lo scemo perché non so fare di meglio. Perché nel mondo c'è la sfiga. E io la vedo tutti i sacrosanti giorni. Sapete cosa siete voi malati? Dei fottuti superbi. Mi fate sentire una merda. E io questo non lo sopporto più. Non ce la faccio più. Sai che ti dico? Io ora mi faccio una canna così. Resti a cena? Chiama pure Cristiana, dai. Sentite, io sono stato bene con voi. Non ve lo dimenticate. Ciao. Grazie, ciao. Annina. Ma che fine fai? Perché abbiamo scappato. Ma che cazzo hai capito, Baroni? Sono io che ho usato te. Dalla tua moglie, eh? Flavio? 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 Flavio! Io di gente che risorge ne ho vista un sacco. E andare avanti anche parecchio. Gliel'augureresti.
Non sono ancora morto. Non ancora. Chiamo un dottore. Vuoi qualcosa? Sì. Cosa? Voglio fare l'amore con te. Dario mi ha chiesto se vado in vacanza con lui. Sì. Sto io con Martino. Veramente. Comme il faut, des tas de trucs idiots comme ce train électrique dans mon cerveau. Maman va rentrer, on réparera mon flingue, ça va être drôle, tu sais. Ensuite elle m'apprendra à tirer, mais sur la bonne cible. Das ist das Geheimnis. C'est ça le secret, tout au